Va ora in onda Filo Diretto Lega nel mondo, le voci dei leghisti all'estero. E la linea torna subito a Matteo Furian. Grazie mille caro Giulio, buon pomeriggio cari radioascoltatori di Radio Libertà, ben ritrovati qui su Radio Libertà e su Filo Diretto con la Lega nel mondo. Come sempre il numero per intervenire, se avete qualche domanda da fare al nostro ospite è 02 92 94 72 22. Vi ricordo come sempre, mi raccomando, il dono della sintesi se fate qualche intervento, da modo di non occupare troppo spazio, però qualche domanda è sempre utile e interessante sentirla da parte di voi radioascoltatori, oltre che dal sottoscritto. E stavolta, come sempre, abbiamo un nuovo ospite e diamo il bentornato allora qui su Radio Libertà al nostro Renato Passoni, coordinatore della Lega nel Mondo Polonia. Ciao Renato, bentornato. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. E rieccoci. Allora, oggi parliamo quindi di Polonia. Intanto ti faccio una domanda che faccio a tutti i nostri ospiti. Cosa ti ha portato nella bellissima Polonia? Una terra che, ti dico la verità, mi interesserebbe molto visitare. È un paese che mi manca, mi dicono tutti che sia un paese fantastico, ricco di storia. Allora, diciamo così che qua mi ci ha portato il lavoro. Perché? Perché io nei lontani anni 70, quindi parliamo del 78, io facevo il pilota, fra virgolette, di rally. Mi piaceva quello sport e ho corso parecchie gare nell'est Europa. E ho visto un mondo completamente diverso, parliamo che c'era ancora il socialismo, quindi era un periodo un pochino particolare. Quando è crollato il muro di Berlino, diciamo nell'89, io ho visto che poteva esserci un'opportunità in questi paesi, anche perché erano molto indietro rispetto al resto di Europa e dell'Italia. E quindi ho provato a venire diciamo, in quel periodo in Cecoslovacchia, dove conoscevo bene perché ci avevo fatto 2 rally e quindi avevo già cominciato a conoscere la realtà cecoslovacca e sono venuto per vedere quello che si poteva fare, quello che c'era, quello che mancava, quello che qua gli mancavano le idee in questi paesi qua, sono sempre stati bravi operai, però erano carenti di idee, iniziative, perché chiaramente è un paese che è stato chiuso 20 anni da un regime, ha sempre avuto paura di muoversi singolarmente, quindi era anche comprensibile, ecco. E sono venuto qui e ho cominciato a vedere, io lavoravo nel settore della logistica e nelle spedizioni in Italia, e facevo lo spedizioniero doganale, e quindi venendo in questi paesi qua ho cominciato a vedere quello che c'era la possibilità di fare, tutto. Poi per farla breve, visto che c'era il problema, io sono friulano innanzitutto, bisogna anche dire questo. Come il sottoscritto di origine. Ecco, allora nei primi anni 90 c'erano problemi fra l'Italia e la ex Jugoslavia, diciamo, che specie Slovenia, se ben ti ricordi, sono arrivati i carri armati fino a Gorizia e tutto. E nel Friuli ci sono delle zone, nel Manzanese, San Giovanni alla Tisone, che sono diciamo così, molto famosi nel mondo per via della produzione delle sedie. Si approvvigionavano del legname tutto in Slovenia e in Croazia. E con quei problemi di guerra chiaramente si era fermato il lavoro. Allora, visto che mi hanno chiesto a me, visto che io già li facevo le operazioni doganali, facevo i trasporti per questi clienti, diciamo così, della zona del Manzanese, ho cominciato a vedere in Cecoslovacchia la possibilità di prendere del legname, rimandarlo giù e cercare di fornirgli, diciamo così, la materia prima per poter. E piano piano ho fatto questo, mi sono fermato, ho creato un'azienda, dopodiché io ho continuato non solo a esportare il legname, ma anche
importando i macchinari perché qua era tutta roba obsoleta, quindi per poter fare il semilavorato. E piano piano mi sono creato un mondo. E diciamo, l'Italia non mi è mai mancata. Non ti è mai mancata l'Italia, No. hai trovato un mondo nuovo, una nuova casa. Un mondo nuovo, visto che parliamo che io dopo i 40 anni ho cominciato a vivere un'altra vita, in poche parole. Adesso sono 72 anni e mi sento un ragazzino, anche perché non c'ho lo stress italico. Non è lo stress italico, lo stress soprattutto, come si dice dalle mie parti di Milano, no? Che l'ha attaccato un po' al resto del paese. No, una cosa molto interessante per arrivare in Polonia. Sappiamo che la Polonia comunque per tornare un attimo anche ai giorni nostri, sappiamo che ovviamente la Polonia la sta vivendo comunque diversamente l'andamento della guerra in Ucraina, uno essendo lì ovviamente, quindi sicuramente la vive diversamente rispetto a paesi come il nostro, come l'Italia, e poi ovviamente lo sente forse anche un pochino di più nel sangue come storia, visto che comunque l'ha sentito sulla propria pelle, diciamo, l'invasore russo che è arrivato. Hanno avuto prima, in verità hanno sentito sulla pelle tantissimi invasori, tanti altri per arrivare alla storia recente, prima i nazisti, i tedeschi e poi i sovietici che hanno governato fino alla fine della caduta del muro di Berlino, prima della dissoluzione dell'URSS. Quindi loro sanno benissimo quello di cui si parla e sicuramente quello che ho potuto capire e percepire, leggendo molti articoli, che c'è un po' di, ovviamente, rancore nei confronti della Russia, ovviamente. Diciamo pure odio. Odio, esatto, per non essere odio. Quindi loro in Polonia la si vive diversamente. Quindi io ti faccio due domande. La prima, come viene trattata la guerra in Ucraina in Polonia, per capire quali sono le diversità rispetto a come viene trattata da noi? C'è qualcuno che è contrario all'invio delle armi in Polonia? Assolutamente, assolutamente. E il discorso, diciamo così, parliamo a livello governativo, perché sono due discorsi, come in Italia del resto, se vogliamo metterci puntini sulle i. C'è il livello governativo che ha una politica estera ben precisa e poi c'è la gente comune che, bisogna dirlo, la pensa diversamente. Ecco, non si capisce qua, i polacchi odiano i russi perché sono sempre stati maltrattati e sempre ne hanno combinate di cotte e di crude. E quindi è anche comprensibile il rancore e l'odio che hanno verso quel paese lì. Per quello che riguarda invece gli ucraini, io posso dirlo e mi dispiace dirlo perché vado contro i principi anche nostri della Lega e del governo. Noi siamo un pochino troppo teneri con questi ucraini. L'ucraino non è una bella persona, mi dispiace dirlo, chiaramente non tutti, però la maggior parte. Posso solo dire una cosa: nel campo di Terezin, campo di concentramento che è sopra Treblinka, scusa, di Treblinka che è sopra Varsavia, in questo campo di concentramento c'erano 18 tedeschi e 200 ucraini. Quindi tutti 6.500 persone che hanno ammazzato solo in quelli lì provengono dall'Ucraina, a prescindere, lasciamo stare la storia. È gente che è un po' inaffidabile. Questo non toglie che sono stati invasi e quindi loro si stanno difendendo ed è giusto che si difendano così. Però bisogna trovare una soluzione perché è poco da fare. Qui stanno arrivando continuamente in Polonia le risorse, ma li vediamo qua con le macchine, i macchinoni, i Mercedes, le Tesla, le Porsche, perché qui vengono le persone che hanno i soldi, i poveracci sono là che muoiono, mentre
per le persone che hanno certo disponibilità finanziaria, sono tutti qua, fanno bella vita, comprano case, qui loro sono tutelati, loro non pagano neanche le multe. Attenzione, la macchina ucraina non paga la multa, né di divieto di sosta, né di velocità, niente, non paga le multe, punto. La Polonia ha voluto dargli anche questa possibilità. Questo per dire che va bene, lo sbaglio è della Russia, che ha chiaramente invaso una nazione che non era il caso. Però stanno approfittando gli ucraini di questa guerra. No, ma io ho capito quello che vuoi dire, Renato. Tu giustamente, in verità, tratti questa questione come me, nel senso che è troppo facile definire bianco e nero, cioè non esiste in questa, già nella storia, ma anche in questo episodio, non esiste il bianco e il nero, cioè non è tutto facile, non è tutto così semplice, cioè perché ci sono delle radici più profonde che hanno portato all'origine di questo conflitto, degli errori fatti anche dalla parte ucraina prima dello scoppio dell'invasione di questa guerra con l'invasione da parte della Russia. C'era una guerra che già andava avanti dal 2014, lo sappiamo, dove c'erano le repubbliche di Donetsk e Lugansk che venivano praticamente martellate dal governo ucraino, okay? Martellate intendo dire con colpi di cannone e artiglieria. C'era quindi una situazione sicuramente molto complicata inerente a questo. Quindi comunque, ecco, una cosa importante che tu ci stai dicendo e stai testimoniando è il fatto che sicuramente la Polonia sta vivendo comunque, possiamo chiamarlo, un problema in più, visto che comunque siete così soggetti a un'ondata così migratoria, ecco, da parte degli ucraini. Assolutamente. È una forma per il governo polacco di avere, diciamo così, investimenti e finanziamenti sia dall'Europa che dagli Stati Uniti. Perché prima la Polonia era come l'Ungheria, erano paesi che bisognava tacciare perché non c'è la libertà e non vogliono i migranti, non vogliono niente. Ci sono più migranti qua in Polonia che in tutto il resto dell'Europa. È poco da fare, perché gli ucraini sono migranti. Adesso, a prescindere di quelli profughi che sono scappati dalla guerra, ma anche prima la manodopera era per un 30% ucraina qua in Polonia. Anch'io nella mia stessa azienda ho 800 ucraini che lavorano su 2500 persone che lavorano. Ecco, quindi diciamo così, erano stati tacciati come non c'è libertà, non c'è possibilità, e invece adesso tutti, che bravi, e allora avanti, li finanziano. Allora mi metti una base militare, Biden dice mettimi una base militare lì e io ti mando, non so, X. Benissimo, i polacchi non vedono l'ora. E quindi qui noi al confine che abbiamo con Bielorussia e Ucraina ci sono più militari che persone normali. Sì, che sembra che stia per scoppiare una guerra. Ma certo. C'è stata la forte tensione che erano caduti dei pezzi di missili un po' di tempo fa in Polonia, che c'è stata anche lì una forte tensione inizialmente. Allora, per la cronaca, sono caduti nella diciamo così, si dice in italiano, è un allevamento di fattoria, ecco, una fattoria, scusa, una fattoria di un mio caro amico, e sono morti 2 persone, ma anche lì i russi, gli ho chiesto, ma erano missili russi o ucraini? Mi ha detto no, erano ucraini, è poco da fare, solo che hanno chiuso tutta la zona e lì hanno messo un velo pietoso su tutto, perché andava a rischio di creare dei problemi, diciamo così. Questo per dire cosa? La guerra è una bruttissima cosa. Noi qua aiutiamo molto i profughi, perché quelli che vengono, quei poveracci, dico una cosa, noi come azienda ospitiamo circa 150 bambini
con mamme e nonne, che noi abbiamo una specie di albergo, ostello, no? E in una cittadina vicino, vicino Varsavia, e però è un piacere, fra virgolette, perché sono bambini e donne, non ci sono maschietti, non ci sono quelli che... è gente che semplice, e se possiamo gli diamo una mano volentieri. Però invece l'uomo, l'ucraino, vedi qua in giro tanti giovani, ma come mai non sono in guerra se deve esserci una guerra? Ci sono molti punti interrogativi che noi non sappiamo rispondere, purtroppo, anche perché non ci dicono la verità. Ecco, un po' questo per farla Su breve. questo concordo che ci sono comunque molti interrogativi e poi anche delle domande, perché se è vero che Putin è un assassino, è un criminale per come si è comportato, perché ha martoriato anche Sì, quello così. nessuno mette in dubbio. Però dall'altra parte c'è stata una gestione, ma io adesso non parlo solamente di Ucraina, parlo anche di Occidente, sottolineo Stati Uniti d'America, anche una malgestione anche della situazione che ha portato e ha scatenato quello che è successo, anche se poi alla fine della fiera, faccio un esempio brevissimo, se io e te, Renato, adesso ci insultiamo, io ti insulto, ti do degli insulti pesantissimi e poi tu mi tiri un cartone in faccia, ovviamente alla fine io ti posso aver detto le cose più brutte, posso aver toccato i tasti che proprio non Però toccare, passo alla dalla fine parte del torto io, chiaro. passerai sempre tu dalla parte del torto. Comunque Renato, scusami, siamo arrivati alla fine di Sì. Filo Diretto. Mi dispiace perché volevo parlare meglio della Polonia, anche degli scenari politici. Purtroppo il tempo è sempre contro il sottoscritto e passa sempre Immagino. velocemente. Allora, Quindi, per quello che riguarda Lega nel mondo, noi abbiamo, io personalmente ho creato il Comites qua penso che sia uno dei pochi Comites completamente leghista. Ecco, perché ho scelto io tutte le persone e quindi le ho selezionate. E quindi usiamo il Comites per arrivare a tutti gli italiani che sono, diciamo così, che sono qua in Polonia, con iniziative che poi tra l'altro vengono diciamo, catalogate come iniziative leghiste, anche perché è fatta da leghisti, quindi pensiero leghista con tutte... Ad esempio, abbiamo aperto uno sportello di informazioni per il cittadino, cioè prima non c'era, con quei pochi soldi che c'è il Comites, abbiamo aperto un ufficio dove tutti possono venire a chiedere informazioni, specie informazioni consolari su documenti e tutto. Abbiamo fatto dei webinar per ascolto psicologico delle persone che arrivano qua, specie molti italiani che hanno la moglie polacca o figli e che hanno problemi. Abbiamo fatto uno ascolto psicologico, progetti per il dopo scuola per i bambini italiani, diciamo così, dai 4 ai 14 anni. Abbiamo fatto il torneo di calcetto per gli italiani in Polonia, a Danzica, a Katowice, a Breslavia, a Varsavia, oltre che, diciamo così, manifestazioni culturali con l'ICE qua di Varsavia. Quindi tutte queste cose qua sono tutte cose che le fa la Lega, tra virgolette, perché è l'unica maniera di poter arrivare ai cittadini italiani che ci sono qua. io, Renato, scusa se ti interrompo, purtroppo siamo Prego. arrivati alla conclusione. Io ti ringrazio per essere ritornato qui su Radio Libertà, averci parlato ancora una volta della Polonia, per aver parlato anche di un problema che sicuramente non è un problema italiano, questo è un problema diverso ed è utile per i nostri ascoltatori sentire anche quello che succede in un altro paese europeo importante anche come la Polonia, e ti ringrazio anche per portare avanti le iniziative della Lega nel mondo anche e di far sentire la nostra voce anche all'estero. Quindi un grazie di cuore a Renato Passoni, coordinatore della Lega nel mondo Polonia. Grazie a voi. Grazie a te, Mille, Matteo. e ti riaspettiamo ovviamente presto. Quando vuoi.
Grazie mille anche a voi, cari radioascoltatori, che come sempre ci seguite e ci sostenete, e ci rivediamo alla prossima puntata di Filo Diretto con la Lega nel Mondo. Grazie per l'ascolto, buona serata. Avete ascoltato